era buona intanto. Per la medita del barche, arrivava venendo da Casagli, arrivava a Restereta, che è dove che finisce da Drio il campanile a Chiesa Lubignana, e passava a Sendon da parte, sua Restera da parte del Sendon, che era il tratto della Restera che da Chiesa del Lugignan fino a Chiesa del Sendon. Ma qui è a Restereta qui? Si chiamava a Restereta del punto da Drio a Chiesa del Lugignan. A Restereta, là a Restereta che comincia e finisce la chiesa del Sendon. Ho capito. E ora là, quando che barca arrivava da Drio a Chiesa del Lugignan, smontava intera, si faceva a Restereta per attraverso, che era una corciatoia, e veniva a Sendon e nel vicinato della chiesa. Dove stava suo papà? No, nel vicinato della chiesa del Sendon. E chiamava i Bo, che andasse a torre barche da Drio a Chiesa del Lugignan, e questi andava da Cervin a Sendon. Siccome che Cervin Sendon era vicino a mio papà, nel contempo veniva anche da mio papà e gli diceva che chi? Oppure comandaresso, guarda che adesso arriviamo in 2 barche, 3 barche, una carica, una vola, da qua un'ora siamo qua. E dopo tornava da Drio a Chiesa del Lugignan, si montava in barca, nel contempo andava a Zoibò e tirava fino a Chiesa del Sendon. A Chiesa del Sendon le barche andava da parte del Casier di Remo, di A del Cile ancora, e là arrivava a essere fermata. No, qua, ora, la mansione del comandante, cosa era? Era che siccome che il traffico delle barche era tanto, cariche, no cariche, e il fil non era come adesso, il correva il fil. Perché no, che era centrale, che aveva riguardato un poco. No, che era centrale, che era il figlio era stretto, che era di volte sì che stancava l'acqua, ma il figlio era stretto, l'acqua correva. E ora no, nel contempo andava a chiamare i Bo da queste case dei contadini che portava le barche da Chiesa del Sendon, però da parte di A del Sil, parte Casier, fino a Casier, o fino a Casier arrivavamo, anche fino a Chieri Forti. È stata la quarta restera, quinta come ieri? Era penultima, perché dopo un'altra restera era da Silea, qua da Chiesa Silea, da Nea praticamente. Da Nea, e andava su. Io mi ricordo che arrivava anche allo spiaggio, vecchio. Mi capito. Ma è di chi che faceva il comandarizzo ora? Nessuno di qua. Nessuno qua a Silea. Si reggiava e ora era poche che andavano oltre Silea le barche. Invece da Sendon era tante, ora è... Sì, però il comandarizzo aveva un compito ben preciso. Dove che proprio dalle porte grandi arrivare a Rio Compagnia di Milan, l'acqua correva sì ma meno. Il tratto cruciale era da Chiesa del Sendon a Chiesa de Casier o alla Chieri Forti. Perché dice cruciale? Perché l'acqua correva forte. Ma anche dopo ancora di più, mi capito. Però dopo correva ancora di più, ma ne era poche che arrivava sopra Chieri Forti, poche barche. La maggior parte si fermava a Silea, insomma, Melma. Al manco all'epoca mia. E come adesso che aveva una mansione specifica. Siccome che correva 30, 40, 20, 30, 40 peri de bo disponibili. Sempre. Pronti, insomma, disponibili. C'è gente che era disponibile così bo. Ieri era una casa, una famiglia che aveva 2 peri, una famiglia che ne aveva 4 peri, una famiglia che ne aveva 5 peri. E il comandaresso che aveva, gli era pagato e dai barcari perché andava a chiamare i Bo, e una percentuale chiappava dei contadini perché io smistava il lavoro secondo la potenzialità delle famiglie. Questa era la massione del comandaresso. E trovavi da viva questo lavoro da papà? No, di assoluta no. Però sfruttava e si conto che poi a sfruttare, ma all'epoca diciamo un quarto della paga di un operaio. E il resto cosa facevi? Insomma, fa caso che aveva era operaio, gli era lavorare. Era operaio?
Ieri avevi terra o ieri operaio? Io a terra che era operaio. Gli che forti. E che lavorava qui forte, che lavorava 8-10 anni di barina. E che lavorava, ecco, che lavorava 8-10 anni di barina, dopo che lavorava 3-4 anni da Toso, che ricordo che era Toso all'epoca. E dopo si era ritirato un po' in conto proprio e lavorava sui 4-5 campi di terra che avevamo e faceva i facchini in banchina di Sendon, a banchina di Sendon davanti a casa lavorava perché lavorava, arrivava le barche di paia per i cartieri, arrivava le barche di carbone per i cartieri, arrivava le barche di formento per il mulino di Racheo, per il mulino di Chioi, per i mulini qua secondari, perché da che gli forti andava a scaricare direttamente. E lavorava, gli era facchini di banchina. Era una cooperativa come dei facchini, no? Sì, gli era 3. Si aveva messo lì, si deve fare il lavoro. Fa un certo Scaico che è morto e un certo Mandro che è morto. Ma e di nome cosa che avevi? Scaico e Mandro. Beppi Mandro, che è di casa che adesso è Franceschini mi pare, e Scaico gli era Piero. Piero E Scaico. si aveva messo insieme come facchini Facchini del di porto del banchina. Sendon. E lo aveva un porto, insomma. Era un porto che non era tanto traffico, mai Ma con lavorava. barche a motor questo. Mai marche a motore. E come faceva a fare allo stesso tempo comandaresso e facchini? Perché faceva anche la mamma, come andare in casa. Che si chiamava cosa sua mamma? Augusta, è ancora viva. Augusta del cognome, Barbon, Barbon. è ancora viva. Con sua come? Augusta? Come era con sua? Augusta Barbon. Comandaresso. Era sempre Senti Matieto, mio papà, Senti Matieto. Ah, non Bonan. Bonanda è nome, Detto del Matieto. cognome, detto Matieto. Il Matieto, il Bonanda, era un po' il nucleo a Sendon, perché era mio papà, era Chechi, e poi aveva un fratello giovane che faceva il passador che era il passo, che non so se ricorda che era il passo. Non mi ricordo. E dopo che era, buonasera signor Piana, e dopo che era un altro fratello giovane ancora che lavorava da qua di Acre, dopo io occupavo i partigiani, i fascisti io qua, si occupava i fascisti qua a Silea, dove vengono in mente. È stato un po' un maceo durante l'ultima E dopo guerra. da qua dei figli che era, solo staria vicino a chiesa, che era suo fratello come padre, si chiamava Santo, so che casa che di fronte a chiesa Sendon era un altro fratello come padre che faceva bottega del Casuin, che era Olivo, Era tutti Mattietto. Matietti. Di fronte a chiesa Sendon proprio che era a Saia da Baio, che era del Beppi Mattietto, del Beppi Bonan, fratello vecchio, Quanti eri era? 3 delle. Ah, no. E il suo papà era si prese che mi si faceva? E contadini. Contadini. Terra per conto di chi lavorava o era sua? E aveva una cesura sua di 3 campi, dopo ne aveva altri 3, e dopo lavorava a terra dello speai, terra, e che i bo che tirava le barche, che aveva, Ma c'appavi che i contadini che conveniva si tenere i bo... Cioè, il bo era per campagna, sì. che per quello che era tante famiglie, perché il bo serviva per la campagna, quando che arrivava le barche, li tirava via da campagna e portava a terra a tirare le barche. Quindi era un di più, insomma. Un riempitivo. Gli era buono vacche. Boh, le vacche? Anche vacche? Sì. Muschi no. No, la nostra sera a cavalli no, qualche volta, qualche epoca, ma poco. Di voi soprattutto bo. Può essere che a cavalli, ma insomma La era buono. barca era buono, insomma. Ma su una barca carica, per esempio, veniva sulle barche, sui figli passava all'epoca barche cariche che andavano anche forti, ma non so, Vittorio Stefanato aveva detto, ma mai era grande quando che portava 2000 quintali. Dove che adesso, Quando che andava aveva. no, quando che portava, Sì, ho capito, ma quando che era... mai aveva, non reggeva qua, Sì, va bene, ma noi aveva ancora il motore. no, sempre trainare. C'era trainare, vedi. Era partita su una barca da Sendon, da nostra casa, da Sendon a Silea, occorreva 5 scie peri de bo, uno in scia l'altro, tutti chi tirava, che l'altro pesava, quando mi quintali, E quanti li parava via sti bo? 3 3 uomini? uomini, O tosatei? O barcari? sembrai non barcare mai,
Dove stavi barcavi? In barca Ostia. Mica gli aiutavi magari stendendo niente? Gli dava la corda, toccava intera la corda e la corda... Ecco il comando adesso che aveva anche un'altra mansione. Quando che arrivava le barche che da parte destra del sì andando su, che salì a sinistra, come da parte del Cendon, le barche e si accostava a parte dell'Urignan. No, poi era pronto a ciappare la corda e llegare al suo paio. Un paio di aereo. E se era un Paio di segare, ma che erano anche i bitte che chiamava, e che ancora i bitte. Era i bitte che era sul passo, era vicino al passo ora. più avanti del passo, che i bitte del ferro, le gare viste in casere, i bitte. Ah, però. Lì a bambina di E aiutava le barche. il barcaro buttava la corda e veniva a fare che andava a aiutava, se no la barca andava in rio, l'acqua correva, sai. Finché arrivava le vacche. Papà, dove ieri era? Ieri da qua, sull'argine destro, diciamo. Sotto Lugignan, Val Stavi, sotto Lugignan, sotto Torre, località Torre. Via Torre. Ah, dove si? Perché so che anticamente infatti si va a mostra di se la luce è ancora sufficiente. Se vede la luce ma sai di notte, non fa un mia mazza. No, non è mia figlia, ma non che tenga pubblicità. No, ma se metto sul libro quando che viene fuori, una piccoletta così, guarda che bene. Non che tenga pubblicità Guarda. coscientemente. Guarda che bene. Là. Mettiamo che viene fuori, via là, Vabbè. boh, tanto è fatto, no? Che appena in officina, hai detto che è l'officina famosa, Pebo. Sì, coma. Ah, non so. Boh, vabbè, adesso è più grande ora. E ora stavi dove di preciso a sua casa? Ieri a Drio il Sil, Drio... Venendo giù da Via Torre, Mm. è l'ultima casa che finisce dove era il passo. Ah, ho capito. Se adesso Già. tu vai a Cisa Sendon Mm. e vai a vedere del Sig, la prima casa era la nostra. Qui a casa su Drio a riva del Sil. Sì, Vai. là nato me. Che era anche una signora ultimamente che aveva il passo, mi pare. Che sia? Ah, così era. Ho capito, ma foto insomma non ne avevi una? No. Ho capito. E ora suo papà igava a bitta, ora mi stava dicendo prima, igava a corda. Quando che arrivava arrivava- il timuseo, le vacche si attaccava. Se era una barca vola bastava un per de bolla, se era una barca mezza carga, ordinava...